I familiari di Jennifer Zacconi non hanno diritto all'indennizzo di 80.000 euro. Dopo che la figlia 22enne è stata uccisa dall'amante Lucio Niero, sepolta viva in una buca al 9° mese di gravidanza, l'ennesima beffa per il papà, la mamma Anna Maria Giannone e il nonno Giuseppe Giannone. È una decisione incomprensibile, nel senso che la direttiva 80/2004 prevede che vengano indennizzati i cittadini europei in Italia dallo Stato allorquando il reo non paga, non ha soldi, non viene scoperto. E quindi non è possibile escludere i cittadini italiani dall'indennizzo, perché sarebbe discriminatorio anche da un punto di vista costituzionale discriminare ovviamente i cittadini italiani dai cittadini europei. Era l'aprile del 2006 quando Jennifer di Olmo di Martellago fu uccisa al termine di un violento litigio con Niero nel piazzale di un distributore a Martellago, in cui lei fu picchiata e poi gettata nella buca. Qui si tratta di un caso molto grave perché ricordo che per la cronaca si trattava di una ragazzina molto giovane che ovviamente la piccola Jennifer che aveva una bimba di circa 9 mesi che poi alla fine sono state entrambe sepolte vive. L'assassino, sposato e padre di 2 figli, fu condannato a 30 anni di reclusione e una provvisionale di 80.000 euro in favore della madre di Jennifer e 85.000 ad altri suoi congiunti. Anche dall'ammissione di Niero al gratuito patrocinio era però emersa la sua impossibilità di liquidare la somma. Da qui la richiesta dei familiari di condannare la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Giustizia per la mancata attuazione della direttiva europea 80. Ma per i giudici la mamma e il nonno non ne hanno diritto. Sostanzialmente fa commistione tra il risarcimento e le sue regole e l'indennizzo. Qui si tratta di un indennizzo, cioè lo Stato deve indennizzare le vittime secondo una direttiva 80 del 2004. Quindi sostanzialmente c'è una commistione di giurisprudenza che non è comprensibile. Io sto parlando con i familiari per farli decidere il mio consiglio è di presentare ricorso in Cassazione a Strasburgo e eventualmente segnalare la situazione al Consiglio d'Europa perché venga riferito pure alla Corte di Giustizia del Lussemburgo, dove c'è una violazione dell'Italia per violazione della direttiva 80. Quattro, 3, 2, 1, brillamento! Quasi un piccolo terremoto registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con una magnitudo di 1,5 ed epicentro al largo di Venezia. Sono le 15:37 e la lunga marcia della bomba di 230 kg della Seconda Guerra Mondiale ritrovata in via Ferraris a Porto Marghera si conclude a circa 8 metri di profondità nel mare Adriatico. L'esplosione delle cariche radiocomandate a 1 chilometro di distanza con cui era stata imbragata la bomba arriva al termine di una giornata lunghissima. 10 ore di operazioni iniziate alle 6 di mattina con più di 400 uomini in campo, tra polizia locale e di Stato, carabinieri, esercito, volontari della protezione civile e della Croce Rossa. E soprattutto circa 3.500 sfollati da una zona rossa con un raggio di poco meno di 2 chilometri dalla bomba che ha desertificato parte di Mestre e Marghera, svuotando case, aziende e alberghi. Al Palasport Taliercio, però, punto di raccolta per gli sfollati, si sono presentati in poco più di una cinquantina. Le 2.000 brioche sono state quindi regalate alla mensa dei poveri di Caletizia. Alle 9:30 gli artificieri del genio hanno rimosso le 2 spolette che avrebbero dovuto azionare la bomba. Alle 11:15 la palla è passata alla Marina Militare. La bomba è stata sollevata da una gru e caricata su un'imbarcazione rimorchiata da un gommone lungo il canale dei Petroli, attraverso la bocca di porto di Malamocco, fino all'area Rada, dove è avvenuto il brillamento alle 15:37. Da diverse ore, intanto, la prefettura aveva dato il via libera alla rimozione dei blocchi stradali. Poco dopo mezzogiorno, la situazione tra Mestre, Marghera e Venezia tornava lentamente a normalizzarsi.
Operazione Tsunami. I carabinieri di Chioggia hanno eseguito 25 misure cautelari a carico di soggetti di nazionalità italiana, ucraina, marocchina e slovena per spaccio di stupefacenti in concorso. 25 misure cautelari in esecuzione più 3 arresti in flagranza con dei sequestri anche in fase di perquisizione di sostanza stupefacente, segnatamente cocaina e marijuana. Oltre 70 kg di cocaina, 150 di marijuana, 30 di hashish. Le perquisizioni sono state eseguite nelle province di Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Treviso e Torino. Tutto è iniziato a settembre 2017. L'attività investigativa a Chioggia ha consentito di riscontrare un considerevole consumo di droga e acquisire elementi concreti nei confronti di un gruppo criminale ben strutturato, dedito all'importazione e allo smercio di ingenti quantitativi. Contestualmente alle misure cautelari, i militari del GICO della Guardia di Finanza di Venezia, con l'impiego di oltre 100 finanzieri, hanno dato via al sequestro per la successiva confisca di beni e disponibilità per circa 7 milioni di euro. Abbiamo appunto eseguito degli accertamenti approfonditi su questo sodalizio, ricostruendo sostanzialmente da una parte i profitti illeciti guadagnati dall'attività di spaccio e dall'altro una disponibilità patrimoniale sproporzionata rispetto ai redditi di una parte degli indagati. Da lì il provvedimento di sequestro. Parliamo di una normativa di prevenzione che nasce con l'attività di contrasto al fenomeno mafioso e che vuole appunto colpire i soggetti che delinquendo sostanzialmente accumulano patrimoni e che rispetto al fisco manifestano appunto una capacità reddituale molto modesta. Quello che voglio sottolineare è che mi sembra che questa indagine sia manifestazione di un'ottima sinergia che deve esserci tra forze di polizie che hanno delle caratteristiche, delle funzioni anche per certi versi diverse. In questo caso il collegamento è stato ottimale, abbiamo lavorato benissimo. Una giornata radiosa per la legalità. Grazie e complimenti alla Procura della Repubblica e a tutte le forze dell'ordine per aver sferrato un colpo da KO a un ramificato sistema di seminatori di morte. È il commento del presidente della regione Luca Zaia. Siamo assolutamente pronti, preparati ad affrontare qualsiasi evenienza che riguardi il coronavirus, così come da indicazioni regionali. Abbiamo attivato i nostri gruppi di lavoro aziendali per poter rispondere al meglio alle esigenze della nostra gente. Non c'è assolutamente problemi di avere chissà che paure o tensioni o preoccupazioni. L'Ulstre rassicura la cittadinanza e spiega che cosa stia accadendo con il coronavirus, un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie. Esiste un'organizzazione che tutte le ULSS sono date, per le quali chiunque possa entrare in un criterio molto particolare di caso sospetto e quindi venire da determinate aree, avere una sintomatologia importante, viene preso in carico dalla struttura sanitaria, isolato, studiato, in maniera tale da poter dire hai o non hai questa patologia. Solo nel caso ce l'avesse vengono presi in carico i suoi contatti, cioè chi ha avuto veramente dei contatti stretti, ma stretti vuol dire tossirsi da vicino, parlarsi molto da vicino, okay? Con una persona che, non una qualunque, una persona che negli ultimi 14 giorni è stato nella famosa zona rossa cinese. L'azienda sanitaria sta costruendo una fitta rete perché tutti possano essere preparati. Abbiamo ritenuto importante incontrare i sindaci, l'abbiamo fatto martedì, e di continuare in questi incontri di informazione, di scambio di opinioni, di dialogo con le associazioni di categoria, parlo di albergatori per esempio, e con i medici in particolare, sia di medicina generale che per pediatri di libera scelta o guardia medica. Sono incontri che faremo nei prossimi giorni. È poi importante ricordare le norme basilari di protezione. Il galateo è figlio dell'igiene. Il galateo è un modo di comportarsi bene, avere rispetto degli altri, quindi anche di se stessi. Quindi le norme che noi normalmente indichiamo in questo periodo dell'influenza, quindi lavarsi le mani con più frequenza. Starnutire non con la mano, ma avendo un fazzoletto che si butta via se usa getta o si lava se invece non è usa getta. E se non lo si ha, tossire col gesto di utilizzare il gomito, okay? Sono già delle prime piccole manovre che
che aiutano a diminuire la diffusione dei germi. Chiediamo al Ministro di valutare l'opportunità di adottare delle misure particolari in questi casi. Sono pochi casi, però ci vengono segnalati senza alcuna volontà di ghettizzazione. Motiva così il governatore Zaia il cambio di rotta della regione sul rientro a scuola dei bambini provenienti dalla Cina. Solo sabato, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Balbi, era stato ribadito come non ci fosse la necessità di alcuna quarantena, anticipando nei fatti una circolare ministeriale. Oggi, a 48 ore, visti anche i crescenti timori di genitori e insegnanti, si chiede al governo maggiore cautela. Zaia di fatto, accanto ai colleghi di Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, in una missiva comune chiede un periodo di isolamento per i bambini che pure senza sintomi si trovano a rientrare nelle scuole regionali dopo un periodo in Cina. Casi non isolati, visto che il 25 gennaio scorso si è festeggiato il Capodanno cinese e diverse famiglie stanno rientrando dall'immenso paese asiatico. Io so che c'è una città che ha diffuso l'infezione, che è Wuhan, che ormai è diventata famosissima. Dicono che ha una popolazione di almeno 15 milioni di abitanti che è in totale quarantena, cioè non si esce dalla città. I cittadini che arrivano da lì in Italia comunque vengono subito messi in osservazione e questo è il dato di fatto. Non c'è la volontà assolutamente di esagerare, però è pur vero che se non succede nulla, vabbè, siamo quelli che inutilmente hanno posto il problema. Se succede qualcosa, qualcuno almeno non potrà dire che non ci siamo preoccupati. Che la questione sia delicata lo ammette lo stesso Zaia, che tenta di spegnere sul nascere eventuali polemiche. E nessuna volontà di ghettizzare, ci mancherebbe. Peraltro voglio anche ricordare che questa regola vale anche per l'eventuale italiano che è stato in Cina, magari a Wuhan, rientra e magari deve rientrare in aula alle elementari piuttosto che alle medie, e anche per lui varrebbe la stessa regola. Non è una questione di pelle, di colore della pelle o di provenienza o di quant'altro, è un fatto di igiene. Quando stamattina ho visto questa nebbia potentissima, questa cappa sopra Treviso, ho detto se siamo all'allerta rossa e c'è una cappa, meglio che i ragazzi stiano dentro per precauzione. La nebbia sopra Treviso, la famigerata K, lo ha convinto a prendere una decisione che non ha precedenti nella storia del capoluogo. Tutti dentro a ricreazione, i 1700 studenti del comprensivo Stefanini, dall'asilo alle medie. Il preside ha diramato la circolare di buon mattino in tempo utile per tenere gli allievi al riparo dalle polveri sottili dei record nel primo giorno di allerta rossa decretato da ARPAV, una misura adottata d'urgenza ma che vuole lanciare un messaggio preciso, educativo innanzitutto. Mi sembra un messaggio normale, fatto da una persona che oltre a essere preside sono genitore, oltre a essere genitore sono uno che pensa che il suo lavoro, cioè il mio lavoro, sia quello di educare i ragazzi. La decisione del preside segue quella già presa nella giornata di ieri da alcune educatrici degli asili nido comunali di Monigo e Fiera, quella di tenere dentro i bambini dagli 0 ai 3 anni, come dimostrano le immagini di altalene ferme, scivoli vuoti, giardini silenziosi, provvedimento condiviso peraltro da Casugana che lascia autonomia alle strutture. È una questione di buonsenso, una questione di attenzione all'utenza. Ovviamente dipende molto da dove sono collocate anche le strutture. Io non voglio dare un'indicazione e così non abbiamo fatto. Ogni struttura deve valutare in base, secondo me, anche a dove è collocata. Insomma, picco dell'influenza stagionale, allerta coronavirus e pure lo smog. Inevitabile chiedere quale faccia più paura. A dire la verità tendo a non spaventarmi da amministratrice e da madre, cioè cerco di entrare puntualmente nelle questioni e poi di farmi un'idea. Era partito all'alba alla guida del furgone per il giro di consegne nel Pordenonese come faceva ogni mercoledì, ma a Valvasone, dove era diretto, non è mai arrivato. Luca Fochesato, 38 anni, residente a Castione di Loria, è morto in un terribile schianto in A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. Il giovane era dipendente del salumificio Scapocchin di Legnaro e per l'azienda stava andando ad effettuare delle consegne in Friuli. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia
polizia stradale. Dai primi accertamenti pare che il furgone condotto da Fochesato abbia tamponato violentemente il tir sloveno che lo precedeva, un impatto devastante che non ha lasciato scampo al giovane morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del SUEM che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Luca Fochesato, nativo di Montecchio Maggiore nel Vicentino, abitava da qualche anno a Castione di Loria, dove si era trasferito dal vicino comune di Castello di Godego. Ultimamente, per essere più vicino alla sede di lavoro, aveva trovato un alloggio nel Padovano. La notizia della tragedia ha suscitato cordoglio in paese e tra i colleghi di lavoro, dove Fochesato si era fatto apprezzare sul piano professionale ed umano. Era un dipendente modello, dice la titolare tra le lacrime, mai una multa, mai un'infrazione, sempre puntuale e preciso nel lavoro. La nostra è una ditta familiare, continua, e Luca era uno di noi. La sua improvvisa scomparsa è un colpo grandissimo. Fochesato, oltre al lavoro, aveva la passione della cucina e del canto. Sconvolti i compagni del coro di cui faceva parte, il Movie Chorus di Rubano e Busiago, avevano anche cantato lo scorso Natale a Roma in Vaticano per il Papa e domenica prossima avrebbero dovuto esibirsi per l'opening del Carnevale di Venezia con un concerto in piazza Ferretto. Luca Fochesato lascia i genitori, la sorella e una nipote. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Pestati selvaggiamente in strada, non in una zona isolata, ma in piazza Duomo a Treviso da un gruppetto di giovani che imperversa tra il centro, Riviera Santa Margherita e la Fonderia. Vittime, la notte tra il 18 e il 19 gennaio scorsi, 2 gestori della pizzeria Kebab accanto all'ex tribunale. Ora la polizia ha identificato e denunciato per percosse e lesioni gli autori materiali dell'aggressione. Le indagini condotte dagli investigatori della squadra mobile di Treviso sono state velocissime e hanno portato all'individuazione di 2 giovani, segnatamente 2 diciannovenni. 2 giovani italiani che si sono accaniti sui 2 esercenti, un bengalese di 37 anni e un pakistano di 24, rompendo il naso al primo e causando parecchie contusioni anche al secondo, arrivato dal retro in aiuto al collega. Il gruppetto si è poi dileguato, ma le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato il pestaggio, consentendo alla mobile di risalire ai responsabili. Un episodio che ha riproposto il problema in città del comportamento violento di alcune bande di giovanissimi. Si tratta di un fenomeno che è attualmente monitorato dalla squadra mobile e che merita ulteriori approfondimenti oltre quelli già compiuti, che vede la presenza di alcuni giovani che hanno nel loro stile di vita la violenza e la sopraffazione. Questi vengono successivamente identificati e poi denunciati alla locale Procura della Repubblica, come nel caso di cui stiamo parlando. Capitale europea del volontariato. Si tratta di un riconoscimento prestigioso alla città, alla sua cultura di solidarietà. Sale sul palco tra gli applausi scroscianti. Sergio Mattarella si rivolge alle migliaia di volontari arrivati a Padova, diventata ufficialmente capitale europea del volontariato 2020. Un riconoscimento prestigioso ma che conferisce anche una grande responsabilità, dice Mattarella, ricordando che la città ha visto nascere e crescere figure di spicco come Don Luigi Mazzuccato e Francesco Canova, fondatori del CUAM, Monsignor Nervo, padre della Caritas italiana, o Monsignor Pasini, presidente della Fondazione Zancan, che si occupa di ricerca sociale. Il volontariato è votato alla fratellanza e alla pace. Per sua natura è portato ad alzare lo sguardo oltre i confini del proprio popolo, della propria regione, del proprio paese, per guardare all'umanità. L'augurio che Mattarella fa dal palco è quello che entro quest'anno si proceda nell'attuazione della legge sul terzo settore, coinvolgendo i protagonisti, in particolare i cittadini e le istituzioni. Importante anche il passaggio sul servizio civile universale, che può dare una mano a ricucire il paese, dice Mattarella, riprendendo lo slogan scelto da Padova per quest'anno da capitale del volontariato. Ai giovani si parla anche attraverso gli esempi e la coerenza dei comportamenti. E parlare ai giovani
coinvolgerli, rendere responsabili e lungimiranza. Il capo dello Stato ha ribadito l'apprensione per Silvia Romano, volontaria rapita in Kenya mentre svolgeva la sua missione di solidarietà. Mattarella ha poi concluso ringraziando i volontari, paragonandoli alla struttura portante della nostra società. Grazie per quel che fate. A rendere migliore l'Italia e a presentare una prospettiva di autentica crescita civile in tutta Europa. Auguri. Via Marsala, pieno centro storico. È molto noto questo ristorante gestito da una coppia che ama definirsi un po' cinese e un po' padovana. Paolo e Arcobaleno a Padova vivono dal 1987, dopo 10 anni passati a Trieste. Lo Shanghai è un ristorante molto conosciuto. Il proprietario, Paolo, un punto di riferimento per la comunità cinese in città. Il coronavirus ha quasi svuotato la sala, racconta Arcobaleno. Il marito non c'è, è in Cina. Sì, mio marito Paolo in questo momento sta in Cina, non si può neanche tornare in Italia perché c'era problema di famiglia e papà è sempre peggiorato, non stava bene, adesso sta male, ancora peggio e poi anche il volo cancellato per il momento e sta in Cina, però lui è abbastanza tranquillo. Dov'è in questo momento esattamente? Noi siamo provincia di Zhejiang e distretto di Xinjiang. È lontano da Wuhan, racconta circa 700-800 km, ma tutte le città sono fantasma in questo momento in Cina e intanto si fanno i conti con le difficoltà qui. Il ristorante cinese purtroppo è un calo di lavoro per problema di psicosi. La gente ha quindi paura. Sì, penso anche normale avere questa preoccupazione. Psicosi la chiama Arcobaleno, che ci spiega come nel ristorante usino solo prodotti italiani freschi, ma non c'è solo paura in città. Però in questo momento io vorrei anche ringraziare tutti i clienti, amici, sono venuti, in questo momento è più difficile, sono venuti a trovarmi, a abbracciarmi, io mi sono emozionata tantissimo, voglio ringraziare tantissimo del loro sostegno e solidarietà. È morto nel sonno, le fiamme e il fumo lo hanno sorpreso mentre era a letto, un giaciglio al piano terra di questa abitazione nelle campagne di Tre Baseleghe. Giorgio Cazzaro, a 70 anni, abitava qui, ospite di un amico. L'incendio è divampato in piena notte, forse è partito da una stufetta che la vittima accendeva spesso per riscaldarsi. All'interno dell'abitazione c'erano anche il proprietario della casa e altri 3 ospiti stranieri che erano alloggiati nelle stanze al piano superiore. Loro però si sono accorti in tempo del fumo e sono riusciti a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi. I vigili del fuoco di Cittadella, Santa Giustina in Colle e Castelfranco Veneto hanno lavorato a lungo prima di avere la meglio sulle fiamme, che si sono propagate rapidamente tra i tantissimi oggetti stipati nella casa. Quando sono riusciti ad entrare con le maschere per respirare, hanno trovato il corpo senza vita di Giorgio Cazzaro. I vicini di casa non si sono accorti di nulla, sono stati svegliati dalle sirene dei pompieri che hanno squarciato il silenzio della campagna tra Tre Baseleghe e Piombino Dese. Una situazione al limite, quella in cui vivevano le 5 persone. Nell'abitazione in via delle Lunghe, dove è divampato l'incendio, c'era un continuo andirivieni di gente ospitata dal proprietario occasionalmente. Anche la vittima abitava lì da parecchi anni e i vicini lo vedevano spesso girare in bici. Per carità, mi parlavo sempre insieme, ma il tacca stuetta elettrica perché non aveva riscaldamento, la nasconde sotto il letto. Nel capannone di fianco invece lavora l'ex moglie del proprietario dell'abitazione, che però da oltre 20 anni non aveva più contatti con l'ex consorte.
vi ripeto, io non sono tenuta a sapere niente di lui. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco, anche se pare che siano state causate da una presa elettrica sovraccarica, quella dove forse era attaccata la stufetta. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Trebaselle. La situazione di marginalità era nota al comune. Nella casa c'erano diversi materiali, insomma, però io non conoscevo la vittima, mi dicono che è qui del paese e credo sia anche conosciuta perché si vedeva in giro. La casa è stata dichiarata inagibile e le altre 4 persone che si sono salvate hanno già trovato riparo da parenti e conoscenti.